all'esterno ancora scritta Manetti quota passa Medora e 200 conclusivi. Medora che si precisa all'interno scritta Manetti quota Bernardo Medora che ricevendo scritta Manetti e Bernardo. Bella, ma poi mi ha fatto un bello spunto. Ti ho visto, una preparazione bella. La fusta a sinistra. L'ho cambiata, mi ha ripreso il via, lottatrice. Nino Murru in sella a medaglia dell'Algher, prima vittoria in carriera per questa Ifragi che oggi ti ho sentito dirlo all'allenatore, una lottatrice. Sì, una cavalla che quando si è vista insomma affiancata agli altri ha sempre reagito, tutta la Sì, anche perché davanti erano un po' scappati, lei insomma ci stava. Vabbè, scappati no, ero terzo. Sì, vabbè, però controllavo, insomma. Però insomma è una cavalla, poi come l'ho scoperta addirittura ha fatto una bella progressione, ha lottato bene anche se... Ti sei fidato di quello che ci ha sì, messo? sì, Ecco, quello volevo dire. La cavalla stava bene, aveva corso bene a Chilivani, Sì, quindi sì. Con questa categoria qui oggi Ha rispettato il doveva ruolo. per forza avere il ruolo di prima chance. Anzi, l'ha rispettato. Sì. Bene, ti chiedo se può allungare o questa secondo te può essere la sua distanza? Ma cavallina adesso che ha 2 anni Questa. la distanza è questa, è una cavalla che poi si vedrà più in là se farà il passaggio di età, questo ce lo dirà lei. Però vedi, è molto agile, le piace questa pista. Complimenti a Nino Grazie. Murru per la vittoria di medaglia dell'Algher. San Giuliano vincitore Senato vincitrice dei Delta e Faraone dei Gol dato conclusivo dove all'uno fece senza problemi Piano. C'è uno stile che lo fanno, una puro sangue. Si fa correva da sola, ma c'è uno stile. Una pura buona. Nino Murru, doppio di giornata anche per te, con questa freccia sarda, insomma, purtroppo per lei era stata chiacchierata prima del derby, oggi si ritrovava la pista, insomma, bene, c'è anche poco da dire sulla Sì, va bene, c'è poco da dire perché insomma la corsa era abbastanza, diciamo che le corse vanno vinte prima di tutto, non era una corsa vinta però aveva la sua chance enorme. Posso soltanto dire che è una bella cavalla con un'azione quasi da puro sangue, è veramente leggera come galoppa, c'è molto stile, sì, molta classe. Quinta vittoria per lei in stagione, quindi insomma aveva già fatto vedere nonostante in chili oggi. Non se devo essere io a dirlo, ma veramente una bella cavalla. Dato quella impressione. Sì. Complimenti Nino. Grazie. Raffaele De Riu, proprietario allevatore di Freccia Sarda, quinta affermazione stagionale in carriera per questa cavalla. Insomma, sappiamo già tutto come è andata, non vogliamo tornare sull'argomento. Parliamo del futuro di questa cavalla. Oggi ha vinto una bella corsa e ha fatto vedere insomma quello che già avevamo visto a Chilivani e Sassari nelle ultime due. Qual è l'obiettivo a questo punto? Ancora non sappiamo, vediamo un po' domani come inizierà questa corsa. Ecco. Comunque oggi è una giornata memorabile per me, anche perché ho visto la cavalla al top, ecco, la cavalla sta bene e quindi mi sono tolto anche dei dubbi che non mi sono espresso nelle altre interviste. Ecco. Vorrei dire che oggi dico a voce alta che è una cavalla da corsa, Sì. È una cavalla che è nata per correre. Ecco. Sì, l'ha detto anche Nino Murru, ti risentirai l'intervista, ha detto che è una cavalla che ha uno stile quasi da puro sangue, leggera nel suo galoppo. Ti chiedo, può essere Nino Macciocco l'obiettivo oppure la Francia? Ancora non vogliamo esprimerci. Ecco. Percentuali ne abbiamo? No, ancora nulla, vediamo domani come rientra la cavalla e poi speriamo di avere qualche obiettivo. Ecco. Sì, Macciocco, anche se affronta il fondo inglese, però c'è il peso giusto per affrontarli. Sì. La Francia sicuramente è un impegno molto più importante, più dispendioso sotto tutti i punti di vista, però se lo merita noi saremo lì a tifarla. Ha raccolto l'applauso del pubblico, quindi questa insomma è una grande, anche con una grande soddisfazione, è entrata nel cuore di tutti, grado insomma quello che è successo, quindi anche... Sì.
È un merito anche a Leonardo, ecco, che ha avuto la brillante memoria di questa volta di iscrivere la cavalla a questa corsa. Ecco. Vorrei ringraziare a te Bruno che fai tutto per noi allevatori, per l'Ippica Sarda, la quale a volte non si merita. Vorrei ringraziare la mia famiglia, conoscenti e amici che mi hanno dato supporto, mi sono stati vicini in un periodo tanto piacevole. Ecco. Grazie a tutti e adesso andiamo a festeggiare. Adesso andiamo a festeggiare per Frecciassarda.